Thumbnail, never, all YouTubers, they always say never forget the thumbnail, so I follow their advice. My thumbnail is for Pinacoteca di Brera. Guys, I strongly advise to everybody to visit la Pinacoteca di Brera nella città di Milano, in the city of Milan. Esattamente is located inside the homonymous Palazzo di Brera. Guys, it's a unique experience. I have visited already other beautiful museum about masterpiece operas from by the best painters and artists in the history, but this journey that I've done in the Pinacoteca di Brera, he brought me on another level. I mean, when you sit yourself ahead in front of those huge paintings, and where you can really appreciate the nuances, the particulars, the shadings, the eyesights, the faces, is something ethereal, something really amazing. So, oggi, egregi cari miei, andiamo a Milano, esattamente nella Pinacoteca di Brera. Let's go, andiamo. Un po' di storia, pillole di storia. La Pinacoteca di Brera venne ufficialmente istituita nel 1809, sebbene una prima eterogenea raccolta di opere fosse già presente a partire dal 1776. Guys, when I read the numbers and the initials, I do it very slowly and as much precisely I can with the pronunciation, with the diction, so that you may well learn how to pronounce the numbers in Italian, E ampliata negli anni successivi con finalità didattiche a fianco dell'Accademia di Belle Arti voluta da Maria Teresa d'Austria. Impero austro-ungarico. Il corpus doveva infatti costituire una collezione di opere esemplari destinate alla formazione degli studenti. Quando Milano divenne capitale del Regno Italico, la raccolta, per volontà di Napoleone, si trasformò in un museo che intendeva esporre i dipinti più significativi provenienti da tutti i territori conquistati dalle armate francesi. Brera, quindi, a differenza di altri grandi musei italiani, come gli Uffizi, ad esempio, Firenze, gli Uffizi and Florence, non nasce dal collezionismo privato dei principi e dell'aristocrazia, ma da quello politico e di Stato. Infatti, a partire dai primi anni dell'Ottocento, anche in seguito alla soppressione di molti ordini religiosi, vi confluirono i dipinti requisiti da chiese e conventi lombardi, cui si aggiunsero le opere di identica provenienza sottratte ai vari dipartimenti del Regno Italico. Questa nascita spiega la prevalenza nelle raccolte nei dipinti sacri, spesso di grande formato, I confirm, but huge format. They are huge, it's incredible. You lose yourself in those immense paintings.
e conferisce al museo una fisionomia particolare, solo in parte attenuata dalle successive acquisizioni. Palazzo di Brera. Il palazzo, sorto su di un antico convento trecentesco, 4th century, dell'ordine degli Umiliati e successivamente passato ai Gesuiti, che vi stabilirono una scuola. Conobbe l'assetto attuale, solido e austero, a partire dall'inizio del Seicento ad opera di Francesco Maria Richini. Nel 1773, a seguito dello scioglimento dei Gesuiti, il collegio di Brera divenne proprietà dello Stato e l'imperatrice Maria Teresa d'Austria volle farne sede di alcuni dei più avanzati istituti culturali della città. Oltre all'Accademia di Belle Arti e all'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, la Biblioteca Nazionale Braidense, l'Osservatorio Astronomico e l'Orto Botanico. E ora mi chiedo perché mi sono perso. Why I missed the Astronomical Observatory, that is one of the most attraction that appeal me, that I like to visit. I didn't realize that it was also l'osservatorio astronomico. Ok, la prossima volta, next visit. Incaricato della progettazione e prosecuzione dei lavori fu Giuseppe Piermarini, uno dei protagonisti del neoclassicismo in Italia. A lui si devono la sistemazione della biblioteca, un salone visibile dalla sala 1 prima della Pinacoteca, il solenne portale d'ingresso su via Brera ed il completamento del cortile, al cui centro fu posta nel 1856 la statua bronzea che raffigurava Napoleone in veste di Marte, pacificatore, fusa a Roma su modello di Antonio Canova. Allora, guys, in Italian, when we are talking about artists, especially the top painters, we used to say, for example, su modello di Antonio Canova. You may find su modello del Canova. Okay, that is a way how we give respect in a certain way. Okay, we call the famous artists. Okay, so remember, if you hear del Canova, del Raffaello, del Michelangelo, don't be surprised. Okay, that's a way how we used to identify the artists. Okay. Nel corso di tutto il XIX secolo, logge, cortili, atri e corridoi furono destinati ad ospitare monumenti che celebrassero pubblicamente artisti, benefattori, uomini di cultura e di scienza legati all'istituzione braidense. Tra gli esempi migliori di questo ricchissimo e poco conosciuto arredo sono i monumenti a Cesare Beccaria di Pompeo Marchesi e a Giuseppe Parini di Gaetano Monti, visibili sullo scalone di accesso alla Pinacoteca. Accademia di Belle Arti di Brera. L'Accademia di Belle Arti di Brera, più nota come Accademia di Brera, è un ateneo pubblico con sede nel Palazzo di Brera. È una delle scuole più antiche d'Italia, emblema di storia e personaggi,
che hanno fatto l'arte segnando certe epoche del nostro paese. Fin dal 1776 essa contribuisce all'attiva dialettica fra scienza, lettere e arti. Ancora oggi, con la stessa passione, Brera conserva la sua voglia di crescere e creare cultura. La Biblioteca Nazionale Braidense. La Biblioteca Nazionale Braidense è tra le maggiori biblioteche pubbliche italiane. Appartiene allo Stato e dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Da luglio 2015 è confluita all'interno del sistema museale della Pinacoteca di Brera. Teresa d'Austria, che decise di aprirla al pubblico dal 1786, gli acquisti e le donazioni incrementarono le raccolte degli stampati. Dal 1788, grazie alle disposizioni del deposito legale, pervennero alla biblioteca tutte le opere pubblicate nello Stato di Milano. Il patrimonio della Biblioteca Braidense è costituito da oltre 1.500.000 unità in continuo incremento, tra manoscritti, autografi, incunaboli, cinquecentine, monografie a stampa, periodici, stampe fotografiche, negativi su lastra, microfilm e microfiche, materiali audiovisuali, informatici e sonori. L'Ufficio Ricerca Fondi Musicali, fondato nel 1965 e dal 1978, ospitato presso la Biblioteca del Conservatorio di Milano, cura il catalogo nazionale della musica a stampa e manoscritta. Nel 2003 la biblioteca è stata potenziata dalla Mediateca di Santa Teresa. La Mediateca di Santa Teresa. La Mediateca è sede del materiale multimediale, tra cui il deposito legale regionale dei materiali audiovisuali, informatici e sonori. Inoltre, nella sede è possibile accedere in maniera esclusiva alle teche della RAI. Dal luglio 2012, in seguito all'accordo tra la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, la Biblioteca Nazionale Braidense e il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, è stata aperta dopo un lungo restauro, la Cavallerizza, che ospita l'archivio dell'emeroteca della Biblioteca Nazionale Braidense e la sede del FAI. L'Istituto Lombardo è stato istituito da Napoleone Bonaparte sul modello dell'Institut de France nel 1797, con il compito di raccogliere le scoperte e perfezionare le arti e le scienze. Alla caduta di Napoleone, l'istituto passò dapprima al governo austriaco e poi, nel 1859, al governo italiano. Nel 1859 ebbe come presidente, hands down, up down, Alessandro Manzoni. L'istituto funzionò senza interruzioni dalle origini. Oggi gode di un'amministrazione autonoma con il controllo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Orto Botanico di Brera.
L'Orto Botanico di Brera, creato nel 1774 sotto l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, riserva al visitatore una piccola oasi di pace nel cuore di Milano. Tra gli esemplari più belli, due ginkgo biloba tra i più antichi d'Europa, un tiglio alto 40 metri, un noce del Caucaso. Il Museo Astronomico espone in un ambiente suggestivo strumenti scientifici antichi appartenuti all'Osservatorio Astronomico. È un'istituzione appartenente all'Università degli Studi di Milano. I have visited, guys, in the same tour that I have done during including Milan. I have visited the astronomical observatory in Geneva, Swiss, guys. Oh, I felt like a kid receiving the best Christmas gift. Amazing! Wow! Now, since I missed this one in the same building of the Pinacoteca, if I have the chance to get back there, I will visit the Osservatorio Astronomico. L'Osservatorio Astronomico di Brera, istituto di ricerca d'eccellenza riconosciuto a livello mondiale, è la più antica istituzione scientifica di Milano. Dal 1946 è entrato a far parte delle istituzioni scientifiche della Repubblica Italiana e nel 2001 è confluito nell'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'osservatorio mantiene la sua sede in Palazzo Brera, a Milano, fin dal 1762, anno in cui padre Lagrange imposta l'attività di ricerca astronomica osservativa di tipo professionale a Milano. Bene, bene. La storia. Vediamo un po'. Pinacoteca. Pinacoteca Brera. Oh, interessante. Let's check. In the gallery, you may have the chance to enjoy the
I will list some of the famous paintings, you know. La Madonna of the Cherubim by Andrea Mantegna, the 1485, 1485. This one is amazing, guys. It's one of the most famous. Lamentation of Christ, il lamento di Cristo, del Mantegna, 1480. This is an incredible visual experience. It's incredible, the perspective, the realistic detail of the veil, you know, of the folds, the veil on the body, on the legs, you know, on the lower part of the body of the Christ is incredible. It's something unbelievable. Then La Pietà del Bellini is also one of the famous. And then one of the most celebrated, you know, painting, The Kiss by Francesco Hayez. It's one of the most famous paintings as well, and controversial, you know, there is all a history behind. Poi abbiamo The Death of Cleopatra by Guido Cagnacci, Andrea Doria as Neptune del Bronzino, 1550, The Finding of the Body of St. Mark del Tintoretto. I mean, guys, I'm listing, you know, the cream of Italian painters, artists. Last Supper del Rubens by Peter Paul Rubens, 1630, 1630. The Adoration of Magi by Correggio, 1518, 1518. This is also famous. La Madonna and Child Blessing del Bellini, di Giovanni Bellini, 1510, 1510. Yeah. There is another amazing experience nella Pinacoteca di Brera, dove si può vedere in tempo reale la restaurazione delle opere, dei quadri, ed è una cosa bellissima, cioè you go there and you can experience in real time how the experts they work on the restoration of the paintings. It's beautiful, and it's a multimedial. You know, you have a monitor, some monitor where you can check the progress, you know, of the restoration. Is amazing, beautiful to see. And at the same time, you see there are the restorators, you know, the specialists doing in real time in front of you the restoration. Of course, is protected by, you know, by a cage, by transparent cage. Okay, beautiful, beautiful. Wow. Veramente bello.
Allora, volevo tradurre tutta una serie di un'esperienza. Mm. The Collection. Autoritratto al cavalletto di Salomon Adler, 1690 circa. La danza degli Amorini, I'm listing again, all the operas, di Francesco Albani, 1623. La Madonna in trono col bambino, angeli e santi, bassorilievo dei coristi, questa pure è bellissima, Madonna col bambino e un angelo, di Andrea Solario, 1505. La pietà, non quella di Michelangelo, la pietà è Here we are on the two dimension, Sofonisma Anghissola, 1574. And so many others. And so many others. Il ritratto di Ugo Foscolo, la toeletta di Venere, l'ira di Marte trattenuto da Venere. C'è tanto da vedere. Dimmi. Che cosa possiamo fare o sapere di Milano? Ok? Le 10 cose gratuite da fare a Milano, quindi una visita per tutte le tasche, come diciamo in italiano, gratuite is gratis, free of charge, no? And in italiano diciamo per tutte le tasche, appunto significa for all pockets, ok? For all budgets. Ok? Sì, è un'espressione che usiamo in italiano per dire all different budgets. Dai musei a ingresso libero al tour della street art, le esperienze da provare senza spendere un euro o quasi. Visitare musei gratis. A Milano sono diversi i musei, gli studi e case museo che puoi vedere senza spendere un euro. Puoi visitare sempre gratuitamente Palazzo Morando, Costume, Moda, Immagine, Palazzo Moriggia, il Museo del Risorgimento, Casa Museo Boschi di Stefano, lo Studio Museo Francesco Messina e la collezione permanente del Museo delle Culture, che custodisce un'ampia collezione di reperti dalle culture di tutto il mondo, dalle antiche civiltà andine all'estremo oriente. Se sei appassionato di arte contemporanea, invece, il Pirelli Hangar Bicocca
ospita installazioni e mostre gratuite. In italiano si può pronunciare, alle volte senti you may hear the pronouns gratuite, cioè gratis, no free, or gratuite. Okay, I mean it's the same, but it could happen to hear two ways of pronouncing, ok, gratuito. Puoi anche passeggiare tra i 7 palazzi celesti, l'installazione permanente di Kiefer creata appositamente per gli spazi del museo. Ricordati poi che durante la prima domenica del mese tutti i musei civici e statali sono aperti gratis. Goditi allora un tour tra le sale di Museo del Novecento, Galleria d'Arte Moderna, Yes, Musei del Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Acquario Civico, Museo di Storia Naturale, Yes, Casa Museo Boschi di Stefano, Studio Museo Francesco Messina, Pinacoteca di Brera, hands down, e Ultima Cena di Leonardo, molto interessante, che non ho avuto il tempo di visitare. Scoprire la Cappella Sistina di Milano. Ok, here we are on the top, no? Ok, we are talking of the top of Italian art. Forse non lo sai, ma anche Milano ha la sua Cappella Sistina e puoi visitarla gratuitamente. Ti basterà entrare in San Maurizio al Monastero Maggiore per vedere lo spettacolo di dipinti, stucchi e affreschi che ricoprono ogni spazio. Niente da invidiare alla Cappella Sistina di Roma. Ad esclusione del Duomo di Milano, tutte le chiese della città, con le loro opere d'arte custodite all'interno, sono visitabili senza biglietto d'ingresso. Sinceramente, sincerely, guys, I was always understating del Duomo di Milano. But then, when I have been there, finally, wow, I really admit I totally changed my perspective. Effettivamente è un'opera incredibile, it's amazing. Camminare per i parchi cittadini, fare un tour della street art cittadina, yes. Ogni angolo di Milano può riservare sorprese artistiche, in centro come in periferia. La caccia alla street art è gratis e ti permette di scoprire angoli della città inaspettati. Ecco alcune proposte: il nostro itinerario sulla street art all'Ortica. Il primo quartiere Orme Ortica, il primo quartiere museo dove la memoria del Novecento è dipinta sui muri. La storia di Milano dipinta sui muri di un quartiere, un museo a cielo aperto, accessibile a tutti, gratuito. È Orme Ortica Memoria, 20 opere di arte urbana tra le più grandi in Italia, realizzate dal collettivo di artisti Optica Noodles. Ogni murale racconta una storia del Novecento milanese. È un progetto che nasce nel quartiere Ortica, che vanta un'anima storica di secoli. La sua storia va di pari passo con quella di Milano e dei suoi dintorni. E così Orme ha deciso di scrivere questa storia sui muri, costruendo un itinerario
che porta i milanesi e i turisti fuori dal centro. Il muro delle donne che hanno fatto grande il Novecento. Istituto Alberghiero Pasolini, ala dell'edificio scolastico che affaccia su via Trentacoste. Il Novecento è stato il secolo delle donne, il secolo in cui hanno raggiunto traguardi fino a poco tempo prima inarrivabili. Lottando con coraggio, hanno conquistato la libertà di scegliere la loro vita nel lavoro, nel matrimonio e, per la prima volta, nella storia. L'opera è dedicata, il muro della legalità. L'opera è dedicata a coloro che si sono battuti e spesso hanno perso la vita, in nome della legalità e della giustizia. Protagonisti di lotte impari, coraggiose e nobili, tenaci e lucidissime contro un nemico spesso costretto poi a smascherarsi, decretando così l'inizio della propria fine. Sono rappresentati fra i tanti nomi eroici, no? Giorgio Ambrosoli, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emilio Alessandrini, Mauro Brutto, Walter Tobagi, Tina Anselmi, Lea Garofalo. La musica popolare. Lungo il ponte ferroviario di via San Faustino, l'Ortica è uno dei quartieri. L'Ortica, guys, è anche is a plant, è una pianta, it's a plant, it's a urticant, is a urticant plant. È uno dei quartieri milanesi più cantati, insieme a Porta Romana sui Navigli, che è un'altra zona famosissima di Milano. Le numerose trattorie e osterie diventavano luoghi di ritrovo per cantare e suonare insieme. L'antica trattoria del Gatto Nero era la più frequentata. Il coloratissimo murale è dedicato ai più importanti autori della canzone milanese, in particolare, oltre che italiana, perché questi sono anche tra i maggiori autori della storia musicale italiana. Ornella Vanoni, Enzo Iannacci, Dario Fo, Ivan Della Mea, Giorgio Strehler, Giorgio Gaber e Nanni Svampa, alcuni dei nomi degli autori, famosi autori, diciamo, dipinti in versione murales. Okay? Il muro del partigiano, the partisan, è del vescovo, situato nel condominio in via Villa, via Giovanni Antonio Amadeo. La festa di liberazione è uno degli eventi cardine del quartiere Ortica, quartiere che ha avuto un suo partigiano di riferimento e dove tutte le componenti della resistenza italiana erano rappresentate. Per questo si è voluto fare omaggio con questa opera a due importanti personaggi che hanno testimoniato con la vita ciò in cui credevano, il vescovo Marco Ferrari e il partigiano Luigi Morandi. Fact, things to know about. Okay, that's why I like to title my videos things to know about Italy. Okay, it's all of these informations, that is they are not clearly exposed to the traditional readings, guide, touristic guides and so on. Okay? Le parole della libertà, situato
in cavalcavia Bucari. Okay. Cavalcavia is a sort of bridge, guys. Il 25 aprile del 1945 le insurrezioni partigiane pongono fine all'occupazione nazifascista di Milano e Torino, alcuni giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate. È la fine della dittatura mussoliniana e della seconda guerra mondiale ed è nel 70° anniversario di quell'evento che nasce questa piccola opera muraria, graffiti, che rappresenta l'inizio del progetto Orme, Ortica Memoria, con le parole scelte dagli alunni delle scuole del quartiere: libertà e resistenza. Le due guerre degli Alpini. Situato alla fine di via Ortica, nel tunnel che porta in via Cima. Le due guerre mondiali sono state il primo grosso buco nero della storia, dove l'orrore ha preso corpo e dove sono state consumate alcune delle più grandi tragedie della storia. Per raccontare queste due guerre in un dittico che colora con vernice ecologica il sottopasso ferroviario alla fine di via Ortica, si è scelto un punto di vista locale, raccontando le due guerre dal punto di vista dell'Italia, con un omaggio al Corpo degli Alpini, che nel 2019 hanno festeggiato a Milano il centenario della fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini, fondata proprio nella nostra città l'8 luglio 1919. I remember one time I was in Trieste, and it happened that at that time it was the celebration of the Alps Corps. Oh, come on, guys, such an experience. Amazing people. We drink too much, you know. And it's amazing, very fun. I had a great fun and a great time, and the Alpines corps are amazing. I really enjoy. Human, sulle orme dei migranti, situato in San Faustino, via San Faustino. Sono 60 milioni gli italiani all'estero, quasi quanti gli italiani in Italia. Tutti quelli che secondo lo ius sanguinis hanno almeno un ascendente italiano, se non tutti, e per gran parte del Novecento gli italiani sono riusciti a raggiungere ogni angolo del globo. E l'immigrazione a Milano da ogni parte d'Italia è conosciuta bene in Ortica, dove arrivavano soprattutto i ferrovieri per risiedervi. Ma il murale non racconta solo quella storia, ma anche quella di chi arriva adesso in Ortica da quell'Africa, che già negli anni che furono faceva tanta paura. Vanno a risiedere al di là del ponte pedonale, nel caseggiato di via Corelli, luogo oscuro della coscienza dei milanesi. Al centro del murale campeggiano gli occhi vuoti e tristi dei bambini. Dallo stesso tema, il momento migliore, we open a parenthesis, sulle tracce di Leonardo da Vinci, itinerario in bicicletta nel centro di Milano.
that is an amazing thing. Il momento migliore per girare il centro di Milano in bicicletta, sentendoti il padrone incontrastato, è sicuramente la domenica mattina. Se vuoi coniugare sport e cultura, ti proponiamo un itinerario sulle tracce di Leonardo. Leonardo da Vinci trascorre a Milano quasi 25 anni della sua vita. Inizialmente presso la corte degli Sforza dal 1482 al 1499 e a partire dal 1508 al servizio del re di Francia Luigi XII. Sono del periodo milanese molte celebri opere, tra cui La Vergine delle Rocce, per il cui sfondo, secondo alcuni, Leonardo avrebbe tratto ispirazione dai tre corni dell'Adda. L'Adda is a river, ok? È un fiume. Il ritratto di Musico è ovviamente l'ultima cena nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, the super celebrated opera of Leonardo, no? The Last Supper. Se vuoi visitare il cenacolo, non dimenticare di prenotare per tempo la tua visita. That's why I missed this. No comment. I really regret this. Ma saliamo in sella e seguiamo le tracce milanesi di uno dei geni più eclettici della storia, che non smette di stupire con le sue futuristiche invenzioni, le sue inimitabili opere pittoriche e i suoi tanti interessantissimi appunti su natura, arte e scienza, che hanno fatto di lui un vero precursore nei più diversi campi delle arti e delle scienze. Prima tappa, Piazza della Scala e il monumento a Leonardo. Cominciamo il nostro percorso dal monumento a Leonardo, realizzato dallo scultore Pietro Magni nel 1872. L'artista appare qui circondato dai 4 allievi: Cesare da Sesto, Marco Doggiolo, Giovanni Antonio Boltraffio e Andrea Salaino. I milanesi hanno dato a questo monumento il simpatico soprannome di un liter in quater, perché la statua fa venire in mente un bottiglione di vino con 4 bicchieri. That's nice. Seconda tappa, Palazzo Reale. Da Piazza della Scala, attraverso via Marino e via San Raffaele, raggiungiamo Piazza del Duomo e Palazzo Reale, dove Leonardo aveva la sua residenza e laboratorio. Da qui poteva seguire il cantiere della nuova cattedrale, il Duomo, per cui eseguì alcuni disegni e un modello del Tiburio. Leonardo si trovò infatti coinvolto, come altri architetti e illustri ingegneri suoi contemporanei, nel dibattito relativo alla soluzione del problema architettonico del Tiburio della cattedrale. Terza tappa, la Pinacoteca Ambrosiana. Da Piazza del Duomo, attraverso il passaggio Duomo, imbocchiamo via Victor Hugo, poi via Spadari e via Cesare da Cantù. Arriviamo in piazza Pio XI alla Pinacoteca Ambrosiana, che custodisce lo straordinario Codice Atlantico, la più grande e importante raccolta di disegni di Leonardo da Vinci al mondo. Il codice racconta la grandezza di Leonardo al di fuori dei campi a cui viene tradizionalmente associato, dalla pittura alle invenzioni. La collezione di scritti e disegni di Leonardo copre l'intera vita del genio del Rinascimento e testimonia il suo enorme contributo all'ingegneria, all'architettura, all'idraulica, alla meccanica
all'urbanistica, agli studi militari e in generale alla cultura scientifico-tecnologica. I 1119 fogli che compongono il codice atlantico sono stati sfascicolati, separated, e si possono ammirare a rotazione nelle 22 bacheche allestite nella Sala Federiciana. Nella Pinacoteca si trova anche il ritratto di Musico, bellissimo, amazing, l'unico dipinto su tavola di Leonardo rimasto a Milano. Quarta tappa, Cenacolo Vinciano. Giriamo a destra in via Cesare Cantù e poi a sinistra in via Armorari e in piazza Edison. Percorriamo quindi via della Posta, via Santa Maria Fulcorina e via Santa Maria alla Porta per arrivare in Corso Magenta. Percorriamo Corso Magenta e giriamo a destra in piazza Santa Maria delle Grazie. I'm impersonating Google Map in italiano. Raggiungiamo il Museo del Cenacolo Vinciano, dove si trova il famosissimo dipinto parietale, capolavoro di Leonardo. Dopo aver compiuto minuziosi studi preparatori, Leonardo lavorò nell'ex refettorio rinascimentale del convento adiacente a Santa Maria delle Grazie a Milano, alla realizzazione dell'ultima cena, The Last Supper, per 4 anni, 4 years in a row, di seguito, con una tecnica mista a secco su intonaco. L'opera si inserisce nell'ambito dell'innovamento del convento di Santa Maria delle Grazie, patrocinato da Ludovico il Moro, a cominciare dal 1492, data in cui nel frattempo Cristoforo Colombo avrebbe suppostamente scoperto l'America. Quinta tappa, Museo della Scienza e della Tecnologia. Da piazza Santa Maria delle Grazie giriamo a sinistra in via Bernardino Zenale e poi ancora a sinistra in via San Vittore. Al numero 21 si trova il Museo della Scienza e della Tecnologia, che ha sede nel bel monastero olivetano. Oltre ai lavori prettamente artistici, il genio di Leonardo si applicò anche a importanti studi e opere di ingegneria. Tra le sezioni del museo di particolare interesse è quella dedicata a Leonardo scienziato, tecnico e inventore. Dall'interpretazione dei suoi disegni sono stati realizzati alcuni modelli delle macchine concepite da Leonardo da Vinci nel corso del XV secolo. There are some YouTube channel showing this realization, interpretation and realization, construction of these drawings of Leonardo. That is absolutely amazing to watch. So you just Google it and you will find these videos beautiful to watch. Sesta e ultima tappa, il Castello Sforzesco, la Sala delle Asse. Continuiamo su via San Vittore e giriamo a destra prima su via Matteo Bandello e poi su Corso Magenta. Giriamo poi a sinistra su via Caradosso e alla rotonda di piazza Virgilio prendiamo la seconda uscita su via Boccaccio. Attraversato piazzale Cadorna, another famous artist Cadorna, e un breve tratto di Foro Bonaparte, si arriva al castello. Oh guys, I don't want to cut or to omit this Google Map shish direction, okay, because for me learning Italian
is about everything. Okay, as much we know of a language, as much can be useful at the right moment. Okay? All'arrivo di Leonardo a Milano nel 1482, il castello era la sede della corte ducale. Leonardo ne osserva e disegna i torrioni, the towers. Affresca in collaborazione con altri artisti varie sale del palazzo e progetta il celebre e mai realizzato monumento equestre a Francesco Sforza. Costruisce macchine sceniche che avevano lo scopo di meravigliare gli ospiti. La Sala delle Asse fa parte degli appartamenti del duca ed è il più importante tra gli ambienti della corte sforzesca utilizzato come salone dei ricevimenti da Ludovico il Moro. Conserva resti della decorazione pittorica attribuibili a Leonardo. Le pitture riscoperte e ritoccate durante il restauro del castello tratteggiano una sorta di padiglione formato dall'intreccio di 16 alberi di gelso, one of my favorite fruits, especially il gelso bianco, the white gelso, pianta cara a Ludovico il Moro, e di una corda d'oro più volte annodata. Le piante si uniscono a formare il pergolato della volta. Il momento più importante del restauro della metà degli anni 50 è rappresentato dal ritrovamento del cosiddetto monocromo, dipinto sulla bocca del camino, già rinvenuto da Beltrami, che però lo aveva ritenuto del 600. Riconosciuto invece nel 1954 come opera di Leonardo, monocromo is very famous, is very important in the artistic journey of Leonardo. Il disegno a monocromo raffigura una grande radice che spacca la roccia. Okay guys, thank you very much. I've started with La Pinacoteca di Brema, but then I got lost to give some more, enticing, interesting informations about what you can do and what about to know mainly about Milan and his artistic patrimony, okay, in heritage. Okay guys, thank you very much, see you next. Bye. Follow the script guys, please, follow the script in the YouTube, and also if you need the translate, I try to read as you already I think have noted, I try to read as clearest and possible. Okay, my goal is to read in a crystal clear way so that you may really understand in Italian. Okay, and also doing this way, the YouTube it will more precisely translate what I say, what I read. Okay, thank you guys. I hope you enjoyed. Ciao. See you next. Bye.